Ed eccoci al calcio, 14 sconfitte in campionato, la zona play-out molto vicina, ma anche la decisione di non fare ricorso sulle porte chiuse per il ritorno della finale di Coppa. Sono solo alcuni dei tempi affrontati nel corso di corner dal vicepresidente del Catania Grella. Sentiamo Marco Carli. Il periodo negativo del Catania sul campo e fuori. L'analisi del vicepresidente del club rossazzurro Grella, ospite a corner, comincia dai fatti di Padova e dal ricorso non presentato per le porte chiuse nella finale di ritorno, una scelta ponderata nonostante penalizzi tutti i veri tifosi. Tante persone mi hanno chiamato facendo i complimenti per la posizione, considerando il grande dispiacere di non fare il finale con uno stadio pieno. Però che alla lunga queste situazioni pagano. Sulle questioni di campo poi Grella ripercorre la stagione. Con Lucarelli dice: ho cominciato ad occuparmi di più della parte sportiva, e poi fa il punto sul mercato di gennaio in cui sono arrivati 13 giocatori, molti di loro finora hanno deluso. Non tutti i nuovi, ma almeno la metà hanno buona personalità, che purtroppo per una questione legata alla condizione fisica non riescono a esprimere al massimo. Grella spiega, sente troppa negatività attorno alla squadra. Perché non troviamo un taglio positivo, ma ogni tanto, non tutti i giorni, ma ogni tanto dire: ragazzi, siamo in finale di Coppa, non ci siamo mai arrivati prima. Negatività o meno, la classifica racconta di una stagione insufficiente in campionato. Zeoli dice: Grella deve lavorare, sa cosa non mi piace. Il DS, spiega il vicepresidente, arriverà probabilmente prima che finisca la stagione attuale per proiettarsi sul mercato estivo, ma intanto il Catania deve uscire dalla crisi di risultati. Si esce fuori con il lavoro, con la serietà, con ognuno che si assume delle responsabilità. Giovedì giochiamo e aspetto dalla squadra i 3 punti. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata. Buonasera da Sicilia 24, vediamo insieme i titoli. Nei processi omertà istituzionali vergognose è il duro atto di accusa del PM della Procura Generale al processo d'appello per la strage di via D'Amelio. All'Ars la relazione della Commissione regionale antimafia: serve combattere la mafiosità come stile di vita. Palermo, in piazza i connazionali del giovane Gambiano ucciso con una coltellata, chiedono verità e giustizia. Messina, scoperta truffa sui bonus edilizi, tra i 6 arrestati un medico e un commercialista, sequestrati 37 milioni. Maltempo, a Trapani si fa la conta dei danni causati dalle raffiche di vento fino a 150 km, operativo l'aeroporto. Da Catania a Noto proliferano le discariche a cielo aperto, immagini di uno scempio nei pressi della stazione ferroviaria di Aquicella. Nel siracusano ampia area sequestrata dai carabinieri. Il rilancio della Blue Tech di Termini Imerese è affidato a Rospelligra, sindacati prudenti sul futuro dei lavoratori, prossima settimana incontro con la Regione. Calcio, crisi, Catania, Grella a corner, dai momenti difficili si esce solo con il lavoro, giovedì mi aspetto una vittoria. Bentrovati, in apertura il processo sulla strage di via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino a Caltanissetta. Oggi è stato il giorno della requisitoria del PM al processo su depistaggio delle indagini sulla strage. Il pubblico ministero ha sottolineato i rapporti inquietanti tra SISD e Procura. Francesco Triolo. I vari processi, le varie indagini si sono caratterizzate per numerosissime omertà istituzionali vergognose che si sono verificate nel corso degli anni. Il riferimento a magistrati, esponenti delle forze dell'ordine, esponenti politici e solo negli ultimi anni i procuratori Gabriele Pace e Stefano Luciani sono riusciti a squarciare il muro di gomma facendo luce su nuovi aspetti delle stragi
fornendo un materiale probatorio eccezionale. È il passaggio chiave della requisitoria del PM Maurizio Bonaccorso al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, imputati dinanzi alla Corte d'Appello a Caltanissetta, presieduta da Giovan Battista Tona, i poliziotti ex appartenenti al gruppo di indagine Falcone Borsellino, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, sono accusati di aver imbeccato l'ex falso pentito Vincenzo Scarantino per costruire una falsa verità sulle stragi. I rapporti tra servizi segreti e procura definiti inquietanti. Sotto la lente un incontro che avvenne il 20 luglio 1992 all'indomani della strage, in cui c'erano Bruno Contrada, Lorenzo Narracci e il procuratore Giovanni Tinebra. Una collaborazione confermata negli appunti sull'agenda sequestrata a Bruno Contrada. La collaborazione nasce su iniziativa del procuratore Tinebra e proprio perché questo rapporto era illecito, Contrada chiedeva coperture istituzionali. Sottolineate anche diverse anomalie nella gestione dell'allora collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino, e il motivo sarebbe stato che Scarantino era un pupo costruito a tavolino e per questo motivo non doveva avere rapporti con nessuno. Quali strumenti per stare con il fiato sospeso e sul collo alla mafia? Presentata all'ARS la relazione della Commissione regionale antimafia, ma serve anche combattere la mafiosità come stile di vita. Lorena Dolci. La mafia c'è e vive soprattutto di estorsione e traffico di droga. Dopo 70 audizioni e 14 inchieste, l'antimafia regionale presenta all'ARS la relazione conclusiva di un anno di attività. La mafia sa tutto, sa per esempio quando e dove si svolgono le gare d'appalto, ha detto il presidente Antonello Cracolici, che propone la creazione di un osservatorio per monitorare le dinamiche. Richiesta accolta dal presidente Schifani. La mafia deve sentire il fiato sul collo, dice il governatore. Tra gli altri strumenti di lotta, Cracolici cita la confisca dei beni, la videosorveglianza e il potenziamento dei vigili urbani, ma la Sicilia non deve arretrare anche sul piano dell'impegno civile. Registriamo una società che in qualche modo, dove prevale in alcuni ambienti e si diffonde maggiormente anche rispetto a qualche anno fa, il tema della indifferenza. Non solo repressione dunque, serve combattere anche la mafiosità come stile di vita. Abbiamo evidenziato alcuni rischi, come dire, che fanno parte di quella cultura di mafiosità diffusa, a partire dalla presenza di tantissime armi che anche tra i giovanissimi caratterizzano in alcuni casi uno status symbol. Anche il dilagare della droga con l'emergenza crack è stato al centro della seduta di oggi. Già nell'ultima finanziaria questa Assemblea ha varato una norma dove ha messo anche alcune risorse, se non ricordo male oltre 1 milione di euro, proprio per il contrasto a questo fenomeno assolutamente dilagante. A seguire il dibattito d'aula anche gli studenti del liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo. Poi l'annuncio della Commissione di convocare entro fine anno gli stati generali dell'antiracket siciliano. Un boss pentito scrive al giudice Di Bella, presidente del Tribunale dei minorenni: grazie per aver salvato i miei nipoti. Oggi la firma a Roma del protocollo Liberi di scegliere, dedicato al riscatto dei minori. Lorena Dolci. Signor giudice Di Bella, grazie per i provvedimenti che ha preso nei confronti dei miei nipoti dopo l'arresto della nostra famiglia. Mi sono reso conto che i bambini non possono fare la vita che ho fatto io, entrando e uscendo dal carcere. Loro hanno diritto a un destino migliore. Per questo ho scelto di iniziare a collaborare con la giustizia. Il nonno in questione è un boss di peso della mafia catanese, arrestato per narcotraffico. I suoi nipoti sono stati mandati in comunità, lontano dalla famiglia, e per loro racconta che ha scelto di collaborare. Ragazzi e ragazze che hanno davanti una strada diversa, lontano dai codici di violenza, onore, omertà. È una delle tante lettere che il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, riceve a riscontro del lavoro che da anni porta avanti. È lui che ha inventato il progetto Liberi di scegliere, dedicato ai minori che non vogliono ripetere il mestiere dei padri e che adesso viene adottato a livello nazionale. Oggi a Roma la firma del protocollo da parte dei magistrati di Palermo e Napoli, di 5 ministeri, della Direzione Nazionale Antimafia e della Conferenza Episcopale Italiana. Un protocollo per garantire più risorse per offrire ai figli di mafia un percorso di riscatto lontano dall'ambiente criminale, ancora mitizzato, come ricordava il magistrato nel corso di una nostra trasmissione. Bisogna
demistificare il modello, il mito mafioso che affascina tanti ragazzi. A Catania ci sono ancora alcuni adolescenti che hanno il mito di Nitto Santa Paola, e quello è un modello, è un tipo di vita che non conviene, che provoca sofferenza. La Commissione parlamentare antimafia ha creato un gruppo di lavoro perché il protocollo diventi un disegno di legge bipartisan. Verità e giustizia per Kitim. A Ballarò, a Palermo, nel pomeriggio la manifestazione per il ragazzo gambiano ucciso a coltellate. Chissà qualcosa parli, dicono i connazionali del giovane africano. Marco Gullà. Perché Kitim, il 24enne gambiano morto al Policlinico di Palermo giorni fa, è stato ucciso? Se lo chiede la comunità gambiana di Palermo, che oggi pomeriggio ha sfilato per le vie del centro storico dopo quanto accaduto al giovane africano. Continuiamo a scendere nella piazza finché la giustizia non viene fatta in modo adeguato, in modo sistemato. Cercano testimoni per ricostruire quello che è successo davvero al ragazzo, che sarebbe stato anche investito dopo essere stato accoltellato a Porta Sant'Agata, a Ballarò. Noi quello che sappiamo è che lui è stato accoltellato, è stato investito ed è finito in ospedale. Di seguito a ciò è morto. Non sappiamo se la causa della sua morte è dovuta a questo, però sappiamo che chi comunque intenzionalmente pugnala una persona è per anche ucciderlo. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo buono, non violento. Kitim ha lasciato 2 bambine e una moglie. Una bambina di 3 anni, e al nome di Salima, una bambina nata l'altro ieri nata per non poter vedere il padre. È una bambina a crescere senza poter crescere con suo papà. Questa non è la giustizia. Un uomo di 48 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di un bambino di 7 anni. Le violenze risalirebbero all'estate scorsa, 2 quelle contestate, e sarebbero avvenute in 2 distinte abitazioni di Palermo e del Trapanese. Il 48enne è un amico di famiglia dei genitori della piccola vittima. È stato il bambino che spesso veniva affidato all'indagato a raccontare gli abusi subiti ai familiari. A Messina è stata scoperta una truffa sui bonus edilizi. Un medico generico raggirava i pazienti favorendo le società della sua famiglia. Sequestrati 37 milioni, il medico è stato arrestato, altre 5 persone sono finite ai domiciliari. Francesco Triolo. Raggirava i pazienti a favore delle società di famiglia attraverso una truffa sui bonus edilizi del 110%. A Messina è finito in manetta un medico di famiglia, Antonino Barbera, accusato di associazione per delinquere dedita alla truffa e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite, compensazioni fiscali ed autoriciclaggio. Sequestrati 37 milioni di euro. Altre 5 persone, familiari riconducibili sempre allo stesso medico, sono ai domiciliari. Il medico avrebbe progettato una truffa per lucrare sui vantaggi fiscali derivanti dal decreto rilancio, un sistema scoperto grazie alle indagini avviate a seguito di una segnalazione alle Fiamme Gialle da parte di un cittadino che era stato informato da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'inserimento nel proprio cassetto fiscale di crediti d'imposta per un valore di 1.300.000 euro attribuiti a lavori edilizi mai effettuati. Il medico, sfruttando la fiducia dei suoi pazienti, proponeva loro la possibilità di ottenere i contributi statali, ecobonus e superbonus, per la ristrutturazione dei loro immobili. Per fare ciò chiedeva loro di fornirgli le credenziali SPID e di consentirgli accesso al loro cassetto fiscale, alle loro caselle di posta elettronica e di conferirgli il mandato per la gestione dei crediti di imposta. In sostanza il medico, con l'ausilio di un commercialista operando a distanza nei cassetti fiscali dei pazienti ignari, riusciva a completare la procedura istruttoria dell'Agenzia delle Entrate, facendo confluire la cessione del credito di imposta nella piattaforma online Cessione Crediti. E adesso andiamo a Trapani, dove le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 150 km all'ora, hanno provocato diversi danni anche all'aeroporto, anche se l'aeroporto è rimasto operativo sempre, senza, solo con qualche ritardo in qualche volo. Sentiamo Laura Spanò. All'aeroporto di Trapani Birgi rimane off limits il tunnel d'ingresso, alcune zone attorno allo stesso terminal danneggiato dalle forti raffiche di vento, ma a disposizione dei passeggeri fino a quando non sarà ripristinata l'aria. C'è un ingresso laterale utilizzabile in tutta sicurezza, pur colpito la notte scorsa da un tornado con raffiche di vento di oltre 150 km/h. Lo scalo trapanese ha per tutta la giornata assicurato i voli ai passeggeri in transito. Già alle 4:30 della notte era stato aperto un tavolo di crisi con il presidente Salvatore Ombra, polizia,
polizia, vigili del fuoco e personale Ergest per cercare di valutare i danni e vedere il da farsi così da evitare il blocco dei voli e i disagi per i passeggeri. Per tutta la giornata poi il personale di Ergest, la società che gestisce i servizi a terra, ha fornito un minimo di normalità allo scalo stesso. Al lavoro anche gli operai del comune di Erice assieme alla protezione civile per ripulire le strade da alberi, pali dell'illuminazione e muretti caduti su tutto il territorio. Il forte vento non ha risparmiato il resto del Trapanese e anche il capoluogo. A Marsala, cimitero chiuso per disposizione del sindaco Massimo Grillo, il vento ha abbattuto 2 ficus centenari lungo il viale centrale, provocando seri danni. Controlli sono stati eseguiti in tutte le piazze e le vie alberate del centro e della periferia di Marsala, chiusa al pubblico Villa Cavallotti. A Castellammare il forte vento ha causato alcuni cedimenti nel cimitero che è stato chiuso. Sarebbe scaturita da una lite in una discoteca nella zona del porto di Catania la maxi rissa scoppiata domenica sera nei pressi del caffè Europa. Dalle indagini della squadra mobile della polizia, un ragazzo che si trovava in compagnia di 2 giovani è stato aggredito con calci, pugni e colpi di casco da un gruppetto formato da 6 persone sopraggiunte con 2 ciclomotori. Lo scontro, che ha causato diversi danni al locale, vediamo le immagini che sono state postate su Facebook da Catania da Spettacolo, pare abbia coinvolto anche soggetti legati a famiglie della malavita catanese e ha avuto un seguito, per fortuna senza feriti, al Tondicello della Playa, dove i 2 gruppi si sono ritrovati. Ambiente bistrattato, proliferano le discariche abusive a Catania. Oggi vi proponiamo un doppio scempio nei pressi della stazione ferroviaria di Acquicella. A Noto invece un'ampia area sequestrata dai carabinieri. Sentiamo Tonino De Mano. Proliferano le discariche per un'emergenza rifiuti che a Catania, complice l'inciviltà di molti cittadini, non si riesce proprio a debellare. Un male oscuro che attanaglia la città e la sua periferia. Con o senza allerta meteo piovono le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Ci troviamo in via Adamo, non distante dalla stazione ferroviaria di via Acquicella, e quello che vedete è il piazzale di un vecchio supermercato. Una marea di rifiuti invade un'ampia area ed arriva fino al marciapiede e alla vicina fermata dell'autobus. Scenario desolante anche in via Officina Ferroviaria, dove in prossimità del sottopassaggio troviamo una mega discarica. Da queste parti, seminascosto dalla vegetazione e dall'immondizia, scorre il torrente Acquicella che poi sfocia alla Playa. E non cambia lo scenario da Catania a Noto, dove i carabinieri di Pachino hanno sequestrato una discarica abusiva. Rifiuti, come vedete, che si estendono per oltre 1 chilometro in località Granelli, dove sono stati depositati materassi, elettrodomestici, fusti di vernice, mobili sanitari in disuso e l'immancabile Eternit. Presenti anche carcasse di animali in decomposizione. L'area interessata, 2000 metri quadrati, è stata sequestrata e presto verrà bonificata. Dalla Fiat alla Bluetech, l'incubo di Termini Imerese potrebbe finire con il rilancio da parte del proprietario della Catania, Rospelligra. Ci si interroga sul futuro di tutti i lavoratori, però. La prossima settimana è in programma un incontro tra il governo della regione e i sindacati. Non si conosce ancora nel dettaglio il progetto industriale di Pelligra Holding, che dovrebbe farsi carico di 350 lavoratori ex Bluetech. Marco Carli. Anni di delusioni, false promesse, sfilate politiche senza poi nessun risultato. Un incubo per Termini Imerese e per l'ex Fiat e Bluetech. 12 anni di cassa integrazione per i lavoratori, mai uno sbocco. Fino ad arrivare però alla proposta di Rospelligra, giudicata dal collegio dei commissari Bluetech come la più idonea per il rilancio del sito. Il patron del Catania, specializzato con la sua holding nella riqualificazione di aree industriali dismesse, salverebbe per 2 anni 350 lavoratori attualmente in cassa integrazione. Ne resterebbero fuori altri 220 secondo i calcoli dei sindacati che predicano prudenza. Non possiamo essere soddisfatti, molti punti vanno chiariti, soprattutto la parte relativa alla rioccupazione dei lavoratori diretti e anche dei lavoratori dell'indotto. Per queste ragioni il nostro giudizio è sospeso, attendiamo di confrontarci con l'assessorato al lavoro e con il Ministero del Lavoro per conoscere
le procedure che possono dare risposte ai lavoratori. 180 lavoratori verrebbero assorbiti in una società di scopo con la partecipazione della Regione Sicilia, altri 40 dovrebbero raggiungere l'età pensionabile entro il termine dell'amministrazione straordinaria di novembre. Abbiamo degli approfondimenti da fare, già a partire dalla prossima settimana saremo convocati in Regione dall'assessore Tamaio e all'assessore al lavoro Albano per definire quelli che sono gli strumenti per poter portare avanti un progetto. Nulla trapela al momento sui circa 200 operai dell'indotto. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Agrigento si prepara ad essere capitale della cultura 2025 e così sono iniziati i lavori di manutenzione del Tempio della Concordia nella Valle dei Templi. È il più ampio cantiere a cielo aperto per le opere di conservazione dei beni del sito UNESCO. Davide Sardo. Il Parco della Valle dei Templi è attualmente uno dei più ampi cantieri a cielo aperto per le opere di conservazione. Sono infatti in corso dei lavori di manutenzione del Tempio della Concordia, tra i reperti archeologici meglio conservati nel pianeta. È patrimonio mondiale dell'UNESCO e ha oltre 2500 anni di età. Le opere peraltro sono opportune anche in prossimità dell'avvento di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e quindi è in corso di rinnovo il biglietto da visita per i tanti turisti che affluiranno al suo cospetto. Gli operai specializzati, i chirurghi del tufo, lavorano all'esterno e soprattutto all'interno del monumento e anche i lavori meritano di essere in mostra a fine di conoscenza e sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio storico. Infatti, nell'ambito dell'iniziativa Comunicare la conservazione, dal 18 aprile prossimo saranno possibili le visite guidate a cantiere aperto. L'iniziativa è aperta sia agli adulti che ai ragazzi, alla nuova generazione e soprattutto ai bambini, ai quali è stata riservata una tavola dinamica in stile cartoon, così da comprendere facilmente quale sarà l'intervento da effettuare e i materiali che saranno utilizzati. Parliamo adesso di spettacoli. Tornano al Musco di Catania il 5, 6, 7 aprile, dopo il successo a marzo, Toti e Totino, i comici in coppia da 25 anni, di passaggio oggi per farci ridere un po' a Buongiorno Sicilia. Sentiamo. Presidente, gliel'hai mandata quella lettera al Comune per quel progetto? A proposito, il Comune mi ha detto che abbiamo 2 lettere in comune. Quindi questo comune, a questo punto bisogna capire che cosa ci vuole accomunare, perché altrimenti abbiamo sbagliato. Ma dobbiamo mettere le cose in comune o le mettiamo in provincia? Non lo so, perché se le sposti in provincia cominciava ad essere in comune con altri comuni. Va bene, allora accomuniamo tutti quelli che ci seguono e non se ne parla più. Mi piace ricordare che proprio questo mese di marzo noi abbiamo chiuso il primo 25esimo di collaborazione con Antenna Sicilia. Questo mese facciamo 25 anni che collaboriamo con Antenna Sicilia. Ah, che bello, siamo felici di essere partecipi di questo anniversario, grandioso. Adesso una breve pausa e poi parleremo del Catania, del calcio.